La tragedia del Natisone: sono stati ritrovati i corpi delle 2 ragazze travolte dalle acque del fiume in piena. Continuano le ricerche del terzo ragazzo. In Piazza Unità la cerimonia per la festa della Repubblica. Il sindaco di Piazza: bisogna amare questo paese e rispettarne le leggi. Troppe volte la fraternità umana è sanguinante, un monito e un messaggio di speranza ai giovani nell'omelia del Vescovo per il Corpus Domini. Prosegue a cura della comunità ebraica il restauro della libreria antiquaria Umberto Saba, essenziale il contributo esterno. Arrivati anche dalla Svizzera i fan di Ultimo per il concerto di stasera, e domenica prossima toccherà a Max Pezzali. Telespettatori di Tele4, buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. È una domenica di tristezza sul fiume Natisone, ma fondamentalmente per tutta la regione. Sono stati infatti ritrovati i corpi senza vita delle 2 ragazze, Patrizia Cormos e Bianca Doros, riconosciute poi dalle famiglie nell'obitorio di Premariacco. Continuano le ricerche del terzo ragazzo, Christian Casian Molnar. Il primo l'abbiamo trovato noi vigili del fuoco con l'imbarcazione in dotazione percorrendo appunto il fiume Natisone. Il secondo è stato individuato dai volontari della Protezione Civile e poi è stato recuperato dai vigili del fuoco. Il tantam della notizia e il passaparola porta presto a vedere svanire in maniera cruda le speranze sul ritrovamento dei ragazzi travolti dal Natisone venerdì 31 maggio poco dopo le 13:30, perché manca poco alle 12 di domenica 2 giugno, quando i vigili del fuoco, sempre strenuamente al lavoro giorno e notte, diffondono la comunicazione del ritrovamento di 2 corpi senza vita. Sono quelli di Patrizia Cormos, 20enne di Campoformido, e Bianca Doros, 23enne di origini rumene, domiciliata, così come la famiglia, a Udine, con le salme ritrovate a circa 1 chilometro scarso da Ponte Romano. È una mazzata fortissima per una comunità, anzi per una regione, forse per tutta Italia, che aspettava notizie positive e che invece realizza come quell'abbraccio immortalato da uno smartphone sia stato l'ultimo da parte dei ragazzi. Patrizia e Bianca sono state ritrovate, una dal natante dei vigili del fuoco, l'altra segnalata da alcuni volontari della Protezione Civile prima del recuperamento della salma da parte degli stessi vigili del fuoco. Un ritrovamento che è la conferma degli oscuri presagi nati quando era stato recuperato il cellulare di Patrizia e che svuota un'intera comunità, perché è impossibile non provare empatia a pensare a queste giovanissime vite spezzate. Un evento così tragico che nonostante tutto scatena anche alcuni leoni da tastiera che non riescono a trovare nemmeno il rispetto del lutto. E l'unica notizia vera da dare era questa, solo che non si può dare, non si vuole dare questa notizia, si vuole dare una speranza alle persone, perché dietro ci sono delle mamme e dei papà che aspettano i figli. Scusate, è una perdita incredibile che lascia, come dicevo prima, lascia la morte nel cuore. Piange una comunità intera travolta dalla terribile notizia. L'Accademia delle Belle Arti lo fa, laddove Patrizia ha svolto quell'ultimo test prima di concedersi una giornata libera, di svago che si è rivelata invece essere quella in cui la sua giovane vita si è spenta, perché restare uniti, abbracciati, non è bastato. C'è già chi pensa a una statua di quell'abbraccio simbolico, a ricordare le vittime, a sensibilizzare per il futuro sul ciglio di un fiume tanto bello quanto insidioso. Nel turbine di emozioni ci sono anche le famiglie spezzate, distrutte, dopo ore intense di attesa, angoscia, smarrimento, che sono costrette a subire la brutalità di una notizia, di una figlia che non c'è più, a cui si unisce la difficoltà di un momento ancora più tragico, come quello del riconoscimento delle salme una volta ricomposte all'obitorio di Premariacco. Che in questo momento è stato dato il via libera da parte del magistrato affinché i familiari, le salme sono state ricomposte, le salme delle 2 ragazze sono state ricomposte, e proprio mentre vi stiamo parlando in diretta i familiari sono giunti presso la cella mortuaria del cimitero di Premariacco, dove sta in questo istante avvenendo il riconoscimento delle 2 salme. Un dolore fortissimo, immenso, che pervade l'atmosfera e fa anche tornare a incupire il cielo dopo il bel tempo che aveva mostrato la faccia bellissima, affascinante del Natisone, mentre l'impagabile squadra dei soccorsi continua il suo lavoro alla ricerca di Christian Casian Molnar, il terzo ragazzo ancora disperso, con quella fiammella, ormai forse lumicino, di speranza che non vuole spegnersi, anche se il realismo detta parole diverse. Le ricerche continueranno fino a che anche la famiglia di Christian potrà ricevere la sua verità. Giriamo pagina. A Trieste le celebrazioni in Piazza Unità per la festa della Repubblica, l'appello del sindaco: amiamo il nostro paese, rispettiamone le leggi.
Il 2 e il 3 giugno di 78 anni fa l'Italia sceglieva fra monarchia e repubblica votando per quest'ultima. L'Italia moderna nasce allora con i suoi pro e i suoi contro. Stamani in Piazza Unità con il solenne alzabandiera, Trieste ha celebrato, secondo un cerimoniale ormai consueto pur non particolarmente ingessato, l'anniversario di una data che non le appartiene in senso stretto, giacché lo ricordiamo noi, prima che qualcuno ce lo rimproveri, il nostro territorio non prese parte al referendum del 1946. Eppure, e lo stesso sindaco a ricordarlo, il 2 giugno assume un'importanza propria e particolare, alla luce di un presente non semplice. 2 giugno, festa della Repubblica. La Repubblica vuol dire il nostro paese, dobbiamo ritornare ad amare il nostro paese, a osservare le regole e le leggi del nostro paese. Non possiamo continuare così e poi in un momento di guerra, di tutto, io chiedo a tutti i cittadini di compattarsi e di essere insieme ed amare questo paese. Il sindaco, in piazza stamani, è poi tornato su un tema che gli è caro. Al 2 giugno del 1946, ragiona, si è arrivati immediatamente dopo la dissoluzione del paese causata dalla Seconda Guerra Mondiale. Fu il primo tentativo di ricominciare una strada nuova che superasse un secolo, il Novecento, che soprattutto nelle nostre terre ha lasciato una traccia fino a qualche tempo fa ritenuta indelebile. Nel 2001, quando sono arrivato, la situazione era drammatica, poi 3 presidenti, Josip Turco e Napolitano, i 2 presidenti Mattarella e Pacco che sono dati la mano a Basovizza e ai fucilati sloveni e croati, credo di aver chiuso quella pagina drammatica di questa città nel Novecento. Con le immagini andiamo adesso al corteo per la Palestina che è partito poco dopo le 16 di questo pomeriggio dall'Università di Trieste in Piazzale Europa per poi dirigersi verso via Flavio Gioia, dove si è in qualche modo incontrato con altri manifestanti che facevano parte di un'iniziativa parallela organizzata per chiedere che il vecchio mercato di via Flavio Gioia di proprietà comunale venga aperto e utilizzato per dare un tetto dignitoso ai migranti. Circa 150 i manifestanti che si sono ritrovati appunto in Piazzale Europa per continuare anche a Trieste le accampate studentesche nell'intento di estendere fuori dall'Ateneo la mobilitazione di solidarietà al popolo palestinese, fra loro anche alcune donne di Gaza che hanno lasciato la loro toccante testimonianza. In queste immagini il momento in cui il corteo è arrivato in via Ghega. Una crisi troppo lunga, Enrico Samer, presidente della Samer Shipping, così giudica la crisi venutasi a creare con l'impasse di Suez, una crisi che non vede al momento una soluzione alla portata. Questa è una situazione che sta ripercuotendo oramai da qualche mese soprattutto sul terminale container triestino e non solo, in generale sull'Adriatico e anche sul Tirreno, sul Mediterraneo. Io spero che sia una soluzione, qualcosa che si possa risolvere al più presto. Ne ero convinto succedesse prima perché comporta anche tutta una serie di problematiche e di extra costi in generale per il commercio internazionale, non solamente per quella della parte logistica. Enrico Samer, presidente della Samer Shipping, di recente nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente Mattarella, è preoccupato per la situazione venutasi a creare lungo il canale di Suez da tempo, anche in seguito all'inasprirsi del conflitto palestinese-israeliano e che ha riportato i traffici in alcuni settori del porto di Trieste ai livelli del 2018. Il terminalista portuale è ovvio che nel caso del terminal contenitori, nel momento in cui invece che arrivare 10 navi ne arrivano 2, ne risente in maniera profonda. È come se noi dall'oggi al domani la Turchia dovesse diminuire la sua attività o esserci un problema, sui nostri terminali ro-ro del porto avremo sicuramente un importante calo nelle merci. Dopo uno può trovare soluzioni alternative, ma non lo trova nell'immediato. Il punto nodale del problema, ragiona Samer, è proprio questo, la mancanza di soluzioni alla portata. Ben inteso, Samer lo sottolinea, la Samer Shipping poco risente di tale situazione. Noi a livello di società non risentiamo meno perché lavoriamo a livello di terminalista portuale con la Turchia. A livello di case di spedizioni internazionali fondamentalmente noi abbiamo fatto, non so, qualche mese fa una nave che dalla Cina andava in Marocco, in Messico, quindi se il container non arriva a Trieste, piuttosto sul Tirreno, piuttosto nell'Europa, comporta delle difficoltà di carattere logistico, però alla fine la nostra attività prosegue.
Da lunedì, da domani dunque, saremo liberi dal fisco, nel senso che dall'inizio dell'anno e fino ad oggi gli italiani hanno lavorato praticamente per pagare le tasse. Quest'anno a questa sorta di liberazione, tra virgolette, ci siamo arrivati un giorno prima. Il dato è stato reso noto dalla CGIA di Mestre. Questo è l'ultimo fine settimana dell'anno in cui gli italiani lavorano per il fisco, il cui gettito per il 2024 dovrebbe essere di 909,7 miliardi di euro. Da domani per la CGIA di Mestre scatta il cosiddetto giorno di liberazione fiscale, un traguardo importante anche se puramente simbolico. Ma il carico fiscale continua a gravare, sebbene quest'anno la pressione sia destinata a scendere dello 0,4% rispetto al 2023. Per il 2024 sono stati necessari dunque 154 giorni di lavoro, sabati e domeniche inclusi, per adempiere a tutti i versamenti fiscali. Rispetto al 2023 quest'anno ci liberiamo dal fisco un giorno prima, anche se da calendario sono due, poiché il 2024 è un anno bisestile. Se per coloro che le tasse le pagano fino all'ultimo centesimo il Tax Freedom Day è una scadenza idealmente da festeggiare, per chi invece non le paga o lo fa sporadicamente è un giorno come un altro. In quest'ultimo caso ci sono ad esempio i lavoratori completamente o parzialmente irregolari che secondo una stima dell'Istat riferita al 2021 sono almeno 2,8 milioni. In termini assoluti le regioni che ne contano di più sono la Lombardia con 439.500 unità, il Lazio 366.000 e la Campania 308.000. Se facciamo riferimento invece al tasso di irregolarità, le regioni del Mezzogiorno sono quelle più interessate da questa piaga. Secondo Enrico Eva, direttore generale di Confartigianato Trieste, il decreto Salvini sulle ristrutturazioni influirà poco sulle aziende triestine. Di fatto, sostiene Eva, a Trieste c'è poco abusivismo edilizio da risanare. Il decreto salva casa è una novità che è ancora in fase di test da parte del sistema Confartigianato, ma Trieste, come riterrei il resto della regione, vive un sistema di irregolarità edilizia, pertanto ritengo non sia un decreto che avrà un grosso appeal nel nostro territorio, sia provinciale che regionale. Certo è un condono, sostanzialmente mini condomo o medio condono, ognuno dia il nome che preferisce, è un'opportunità per regolarizzarsi degli immobili e quindi ritengo che comunque c'è sempre una percentuale di cittadini che approfitterà di tale opzione. Ribadisco, su Trieste viviamo un principio di regolarità abbastanza diffuso, pertanto non ritengo che avremo dei numeri eccessivi. Invece la questione, sempre rimanendo nell'ambito anche appunto dell'edilizia, la questione delle patenti, no? Ne abbiamo parlato assieme in questa novità che parte dal 1° ottobre, aziende artigiane che devono regolarizzarsi, ma come funziona? Qual è la situazione attuale? Ma attualmente c'è un decreto che prevede l'entrata in vigore dal 1° ottobre, quindi la patente a punti, volgarmente chiamata a punti ma di fatto una patente a crediti, un'operazione ritengo fastidiosa e contrastata in maniera legittima da Confartigianato, che ancora in questa fase sta motivando le forze politiche e lo farà sino al 1° ottobre, perché riteniamo che il principio non sia corretto, non sia attinente. La Fantoni di Osoppo, leader nella realizzazione di mobili per ufficio, ha rilevato la ALDER, Advanced Formaldehyde and Derivatives Technology di Trieste, che produce derivati aldeidici e catalizzatori e fornisce ingegneria e impianti per la produzione di formaldeide da ossidazione catalitica del metanolo. Lo si apprende con una nota relativa al bilancio 2023 della Fantoni, che chiude con ricavi per 423 milioni di euro e un EBITDA del 18%. Titolare di un'area portuale di 30.000 metri quadrati fronte mare, attrezzata con terminal costiero per lo scarico e stoccaggio di prodotti chimici con una capacità di 20.000 tonnellate di giacenza, la Alder fattura 32 milioni di euro. E ha citato anche ultimo il vescovo Trevisi oggi durante l'omelia per il Corpus Domini, il ragionamento del presule incentrato sul tema della fratellanza. Sono 3 i punti che il vescovo di Trieste, Monsignore Enrico Trevisi, ha toccato durante l'omelia pronunciata in occasione della Santa Messa nel tardo pomeriggio di oggi a San Giacomo, cui ha fatto seguito la processione del Corpus Domini verso la cattedrale di San Giusto. Il ragionamento del vescovo ruota attorno alla fraternità.
una fraternità ferita e sanguinante causa i conflitti che affliggono più aree geografiche, quelli più conosciuti, quelli meno conosciuti e quelli dimenticati. Una situazione che all'interno del nostro paese genera una divaricazione sempre maggiore fra ricchi e poveri e una serie di violenze insostenibili, fino alla paura di quelle persone che arrivano in Italia per cercare speranza e sono percepite come nemici. Un mondo senza fraternità genera indifferenza, sostiene il vescovo Trevisi, porta i cuori a indurirsi e a calcolare tutto secondo rigide considerazioni burocratiche, senza spazio per incontri o confronti. Da un punto di vista più dottrinale, la figura di Gesù è quella di una fraternità offerta al mondo per sanare le situazioni di cui sopra. Uno degli strumenti, aggiunge Monsignor Trevisi, è senz'altro la settimana sociale dei cattolici in Italia, a Trieste fra un mese. Il Vescovo ha perciò esortato i fedeli a prendere parte alle occasioni di dialogo che offriranno le piazze tematiche collaterali all'evento. Il Vescovo ha chiuso il suo intervento partendo da una frase di Ultimo: essere giovani oggi è tremendo perché sei senza punti di riferimento, esprimendo la propria vicinanza ed estendendo la propria benedizione ai giovani che cercano ciò che è essenziale e alle famiglie che sono ancora in cammino per cogliere in pieno la bellezza di Dio. Dunque alle 21 di questa sera il concerto di Ultimo. Siamo andati già stamattina fra i fan del cantante, arrivati da tutta Italia ma non solo. Comunque abbiamo fatto il gruppetto con altri, quindi siamo molto contenti. Parliamo del più e del meno. Siamo qui da stamattina verso le 10 circa. Fa caldissimo e quindi ci siamo organizzate come abbiamo potuto, quindi con una piccola tendina e cibo, acqua, però sono tutti gentilissimi, ci portano acqua e quindi va tutto benissimo, ecco. Allora, noi veniamo dalla Svizzera, Berna. Siamo qui precisamente dalle 7:20. Di quando? Di ieri sera. No, noi siamo qui dalle 3:30. Sì, però eravamo ancora in giro. Dalle 3:30. Abbiamo un po' d'ansia, però alla fine abbiamo ancora tanto tempo per avere ansia. Sì, uguale, idem. Vengo da Como e sono qua dalle 5:30 di ieri pomeriggio. E noi veniamo da Bergamo e siamo qua intorno verso le 8 della mattina. All'incirca dalle 8 del mattino, quindi un bel po' di ore. I lavori di restauro della libreria antiquaria Umberto Saba proseguono anche grazie ai contributi di privati. Una volta conclusi gli interventi, fatto salvo il vincolo in base al quale lo spazio dovrà rimanere una libreria antiquaria, i locali potrebbero far parte di un itinerario culturale ebraico cittadino. Forse persino per i frequentatori più assidui risulta oggi difficile riconoscere gli spazi interni della libreria antiquaria Umberto Saba di via San Nicolò. Da qualche tempo i locali sono infatti sottoposti ad un necessario restauro, le pareti risultano pertanto spoglie, prive dell'essenziale, ovvero dei libri, che sono stati provvisoriamente alloggiati altrove essendo sottoposti ad un vincolo che riguarda anche lo spazio interno della libreria. La libreria ha vari vincoli che impongono certe cose. La prima cosa è questo è studio d'autore, per cui questa ha una destinazione di uso, libreria antiquaria deve restare. Nell'ambito del studio d'autore e del vincolo, per esempio, è vincolata anche la carta da parati. La carta da parati, che risale agli inizi del Novecento come tutta quanta la casa, verrà restaurata. C'è una ditta specializzata di Gorizia che verrà, io voglio vedere come perché sono affascinato da queste cose, e restaurano tutta la carta, la puliscono, tolgono le muffe e la riattaccano dove è scollata, e la parte dove manca la carta da parati viene dipinta col colore del fondo, un po' come si fa con i quadri antichi. La comunità ebraica è proprietaria dello stabile di via San Nicolò. Della necessità di un intervento si era cominciato a ragionare parecchio tempo fa, prima della scomparsa di Mario Cerne, anima della libreria. La comunità ovviamente si è messa d'impegno per trovare quelle che potevano essere le soluzioni per un restauro. Dal punto di vista economico da subito si è capito che si tratta di un'opera particolarmente importante ed impegnativa, che non poteva essere sostenuta in esclusiva autonomia da parte della comunità. È iniziata una sorta di crowdfunding cui parecchie persone hanno preso parte, giacché la consapevolezza di dover tener viva quella che di fatto è un'istituzione culturale triestina subito si è manifestata, tanto che si può contribuire anche attraverso il 5 per 1000.
Concluso il restauro, assieme alle reti di Mario Cerne si ragionerà sul futuro della libreria, un futuro che la potrebbe vedere parte integrante di un percorso culturale ebraico cittadino. La libreria Saba è un punto un po' fondamentale forse in occasione di un giro turistico anche in città che può portare a conoscere meglio la comunità, quindi il suo museo, quindi la sinagoga, cioè un percorso ebraico. La pallamano Trieste retrocede in A Silver, non è arrivato il miracolo a Cingoli in quella che era l'ultima spiaggia per i biancorossi. In Serie A Gold rimane il Maccabi che vince anche gara 2 per 34-28 e festeggia la salvezza. È la fine dell'illusione giuliana di raddrizzare in extremis una stagione costantemente in salita, collimata con un finale di campionato dove praticamente nulla ha davvero funzionato. Ora, dopo 54 anni di storia, ci si deve interrogare anche sul futuro del sodalizio e sulle basi attraverso le quali l'handball cittadino potrà proseguire nell'immediato futuro. La partita di ieri è finita dunque con i marchigiani a festeggiare con Trieste che saluta la Gold conquistata tramite la wild card la scorsa estate. La scommessa di provare a tornare ai vertici della pallamano nazionale è ora definitivamente perduta. E il nostro Bernardo Gulotta ha raccolto ieri a Opicina la segnalazione di una signora, una buca, sul manto stradale a poca distanza dall'ingresso della sede distaccata della SUGI. Signora, siamo a Opicina, siamo in un pezzo di strada che come vediamo è decisamente ammalorato, lei ha anche problemi di mobilità, la sua richiesta è quella di intervenire in tempo. Esatto, e siamo oltretutto di fronte alla SUGI e di conseguenza con problematiche di disabilità. Ho telefonato, penso da 2 anni, prima hanno riempito con un po' di ghiaia. Poi naturalmente il problema, le macchine parcheggiando, facendo manovra, hanno ridotto il manto stradale in queste condizioni, non possiamo neanche oltretutto evitare il buco perché tra le macchine parcheggiate da una parte, le macchine parcheggiate dall'altra, siamo qua in continuazione che telefoniamo, ho mandato un'email, mi dicono che hanno messo in lista il lavoro per l'asfaltatura, però qui non si vede nessuno e il buco diventa sempre più grande. Non sappiamo più cosa fare. Oltretutto vi adoperate anche in maniera fai da te, no? Esatto, mio marito è venuto qua, ha cominciato con la scopa a buttare ghiaia. Altro non so cosa fare, siamo veramente disperati. E questa è una strada comunale come tutte le altre strade, oltretutto anche davanti a un distretto sanitario. È tutto per questa sera, buon proseguimento, arrivederci.